A scuola nessuno è straniero. E questo è il titolo del convegno nazionale giunto alla sua terza edizione, nel corso del quale si è parlato di inclusione interculturale in classe e nelle città, delle nuove sfide di interazione viste attraverso i cambiamenti sociali e culturali e di co-cittadinanza, partendo dal presupposto che la scuola è al tempo stesso madre e figlia della società e delle comunità in cui educa. Il convegno, promosso anche dal Comune di Palermo, si è tenuto questa mattina all'interno dei cantieri culturali della Zisa ed ha visto gli interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato Pietro Grasso e del Sindaco Leoluca Orlando. Penso che è assurdo che bambini, ragazzi che studiano, che sono nati in Italia, che si sono integrati, che tifano per le nostre squadre di calcio, che si sentono, che hanno relazioni con tutto il mondo che sta loro attorno, possano non essere considerati cittadini italiani. A scuola nessuno è straniero e questo vale particolarmente in una realtà come Palermo, dove la convivenza è molto forte, dove io amo ripetere che il cane, il gatto e il topo passeggiano assieme. Credo che un convegno come questo non poteva tenersi in un posto più adatto della città di Palermo, dove abbiamo mille difetti, ma non certamente il difetto del razzismo e dell'intolleranza. Con l'occasione il Presidente Grasso, interpellato dai giornalisti, ha parlato anche delle nuove politiche del governo nazionale guidato da Matteo Renzi. Io penso a un Senato che possa qualificarsi in maniera specifica su alcune funzioni e questo naturalmente dando alla Camera la possibilità di dare la fiducia e l'attuazione dei programmi del governo.